O catalette San Micenzo. L'annata che me ne a Bergamo, disse Vicenzo, mi assegnarono in un paese di montagna che si chiama Ardesio. Sto discorso aveva una quarantina d'anni, più e non meno di una quarantina d'anni. Mi assegnarono Ardesio e io abitavo a da. Ma travagliava a Piazzolo. Piazzola bene a essere una frazione di Ardesio, una frazione di qualche 250-300 abitanti. Di Ardesio a Piazzolo c'è un buono quarto d'ora 20 minuti in strada. A Pere si intende, tutta ammontata. Più in su di Piazzolo c'è un'altra frazione di Ardesio, più unica ancora, che si chiama Ave. Ripiazzolo, Pacchianara Ave, c'è più e non meno Renalda Menzura stata così aggiacata, trasera come diciamo noi, tutta ammontata, luogo su tutte montagne alte, liste, coste. Tanto a Piazzolo, tanto a Ave, c'è una chiesuzza nica. Una chiesuzza che voglio dire, come chi della marcia taglia via. E tutte le partite, chi delle Piazzolo e chi delle Ave, e hanno un santo solo, e hanno a Santo Rocco. Sto Santo Rocco, se hanno che erano tutte le partite, l'anno sta a Piazzolo e l'anno sta a Ave. L'anno che sta a Piazzolo, all'ultimo ci fa una festa, a poi chi delle Piazzolo proprio s'impongono a testa montata e ci portano a Ave. L'anno dopo, chi delle Ave, dopo che ci fa una festa s'impongono a testa Appennino e ci portano a Piazzolo. Come occorre Ferrecucco, disse Peppino Rieno. Ve l'ha ricordato di occorre Ferrecucco? Quando eravamo lì che facevamo occorre Ferrecucco. Mettevamo uno scorpo non braciere per domare c'è punta. Nel mentre ne mettevamo a raccogliere quante zecchettate si ci avevano a dare e poi cominciavamo a occorre Ferrecucco. Cominciava sempre chi che aveva mettuto il scorpo non braciere. Tenia a vista due scorpo con la punta domata, cirava tante zecchettate quanto si aveva stabilito. Per ogni zecchettata renendo scorpo a domata vi assatare almeno una cicchetta. E dopo lesto regia, te lo vinno a Ferrecucco, te lo vinno per stasera, se lo morre nella letto mano te carico come un beddano e passavo o scorpo o compagno che aveva relato. Si faceva sempre a passamano, fino a quando due scorpo si stutava ne mano di uno. Chi che non faceva tempo di darci tutti i zicchettati che si avevano stabilito, o ridire le parole, aveva a fare la penitenza per il pigno. Che è una cosa rechisse, ripigliavo Vicenzo. Nannata, come vi stava dicendo, come fu, come non fu, chi direave. Con frente finirono di fare la festa, si imponeva sto Santo Rocco a testa Appennino. Savara di Santo Rocco è combinata co santo e mettuta a ditta e gli è tenuta che sotto i piedi lo santo c'è un pierno di ferro. Saota che vi dico io, se fu che erano tutte in galleria pa festa, se fu che erano vivutizie, come chisti pigliare un pennino, sangoliere qua, sangoliere là, due pierno si rompio e Santo Rocco pigliava un pennino. Pete pompete, fino a quando si arrozzoleava di coste e tanto si fermava quando scattiava badone. Già apriti cielo, chi che succede io? Chi di Piazzola voleva una sciazzata? Non arrozzoleaste a Santo Rocco Novadune, la colpa è vostra, erano tutte miriache. Che ne cannacche ci facevano chili, non è vero niente, noi di colpa non avevamo, fu che il pierno era arruggiato. Basta sta zoria rurao per tant'anni e sogno convinto che ancora rura.
ora ci rissero chi di Piazzola a Santo Rocco, non usiamo a spese nostre, ma però non muriamo più. Non teniamo qua e se tu volete virre a bene qua, ne noi. Insomma, ci fu una sciarra che per non serire non arrivare in mano. Che se ci metti un po' mienzo il sindaco, se ci metti un po' mienzo l'arciprete. All'ultimo, o vescovo Reberga mi mandò a chiamare a tutte le partite. Ci metti una buona parola a Ido. Chi deve con Saro Avara speseride e i costi tornarono come prima. Tornarono. Cosanto sotino a rire andando uno, l'uno. E a festa ci fanno pure. E l'anno dopo ci fanno l'altro. Insomma, come prima. Tornarono come prima, ma però non c'è ride l'abitante reale e chi delle piazzole a restare annascate. A restare annascate ogni tanto e pure spesso per niente e per nudo si rinfacciano fatto di Santo Rocco e attaccano Torilla. E che hanno fatto ricchisse senza ir lontano resta Peppino non succedió che proprio a Messetta. Fu fatto Cataletti San Micenzo. E tempi, io parlo per sento dorire. Ogni chiesa di Messetta riceveva il suo mestiere. E chi so pure ora, disse Vicenzo. Sì, ripigliavo Peppino, ma io parlo di tempi antichi. Santa Nicola via Giura e il Signore all'Uerto, San Giovanni via il Signore sotto la croce e il Signore a colonna, un rosario a via Addolorata, un Carmine aveva il Signore in croce ancora vivo, un Priatore aveva il Signore in croce però morto, Santa Catarina aveva il Ciaomo, ma chi sono Santa Catarina venne dopo, prima ne sciano a chiedere Santa Maria, senza avara, senza una avara che ci fecero ora. San Micenzo aveva il Cataletto, e tutti questi mestieri, per precisione, lo vennero santo, facevano un ricuoncolo, o solito, noi chiamano di San Giovanni. Una sera, come a processione si ricampava e tutti questi mestieri tornarono a chiamare San Giovanni, che facevano a fare a venerazione, scaricare a chiovere. Va bene uno scarricone d'acqua che gente s'abbarruiero. Come facciamo? Franca ci venne, a tutti i mestieri infilarono da proprio una chiesa di San Giovanni. Infilarono una chiesa di San Giovanni, ci fecero la benedizione. Appena osavano di scampare a uno a dei mestieri iniziarono a rire e a cominciare a portare silla, ogni uno nella sua chiesa. Addolorata sa portare il rosario, Ucciaomo sa portare a Santa Catarina, a Giura sa portare a Santa Nicola, insomma a uno e io non ne scendo e nasco mentre scaricare a chiovere a rire. L'acqua Dio me ne scansa dice che aittava con luce. Chi di San Micenzo che sapeva a portare un cataletto nella sua chiesa, si tagliarono la faccia l'uno con l'altro e che facciamo? Per stasera speranza che scampa non ce n'è. Ne conviene che lasciamo qua, tanto non sanno a tornare a rire qua. E a questo fecero. O lasciarono da a San Giovanni e se ne ero. L'anno dopo, o cataletto scancere nesce di San Micenzo, nescio di San Giovanni. Si hanno che nescio di San Giovanni, quando la processione si ricampava e tutti i mestieri erano da, ha venuta la benedizione liene, o cataletto stasera era a San Giovanni. L'hanno appreso la stessa cosa. A picca diventava con cataletto scancere nesce di San Micenzo, e di essere a San Micenzo, arrestava a San Giovanni e ne scera San Giovanni. A un certo punto, chi della confratria di San Giovanni pensarono, dice, oramai non c'eravamo più, non teniamo qua e basta. E passarono anni, passarono una ottantina d'anni e forse più. Chi di San Micenzo non la reclamarono più, e il cataletto restò a San Giovanni.
Dopo tutto il tempo, chi della confratia di San Vincenzo la reclamare a riere. Tutti chiesero mestretta, dice, e hanno suo mestiere e non hanno solo no. E dirco Cataletto è nostro, id imprestato l'hanno, e nostro ne l'hanno a dare. Che ne cannà che ci ha risposto chi della confratia di San Giovanni. Vuol dire, per tant'anni non l'ho manco pensato e ne l'abbiamo costruito noi e ora fresche come una neve ne venite a dire che è vostro. No, voi potete scordare. A poi, come si dice, tinto coperte per gli ricercando. No, oramai non moriamo più. Potete rire chi che volete, ci dicevano chi di San Vincenzo. Ma non avevamo le carte, avevamo il documento con Cataletto e nostro, e il nostro è andato a dare per sopicchiaria. Basta, non audolimo, non audonumoramo, ero confratie, chi da San Giovanni e chi da San Vincenzo, 7 chittari. 7 chittari che fecero? Nanno, quando la processione venne a Santo, arrivando ad una piazza, chi della confratia di San Vincenzo, con Cataletto un ponevano id, s'appattarono e scanci di scendere per San Giovanni Ciarro Latino e addezzaro per San Vincenzo. Come chi si addezzaro per San Vincenzo, chi di San Giovanni assarparo, chiamarono pure Carrabonera, l'assecutarono fino al preatorio. No, ci dissero i Carrabonera, la processione si deve concludere. I mestieri devono arrivare tutti a San Giovanni che ci devono fare la benedizione. Per accursare un discorso, o Cataletto tornare a San Giovanni e restò là. Restò là e passò ancora tempo. Un giorno, uno della confratia di San Vincenzo, un certo Sarino afferente, riunì all'audio con fratelli e ci fa: ma perché non hanno una meraviglia in un mestiere come l'hanno tutte laude? Possibile mai che mi essere più scalcolate di tutte? E dire con Cataletto è nostro, carta canta, i documenti dicono che è nostro, e nostro id ne l'hanno a dare. Non se ne parla proprio, ci rispondero chi di San Giovanni. Ormai hanno passato tant'anni e il diritto di proprietà passano aud. E dopo attaccare la oggi e lite incarmare a rire buone per buone. Chi per una mano avevano ragione, chi avevano pure ragione, basta se ci metteva pomeso, gente pomeso. Da lei lasciate perdere, l'uata vessazione. Padre Sciacca, Catano era ido o vice dell'arciprete, c'eravano ragione a chiedere San Giovanni. E gente invece c'eravano ragione a chiedere San Vincenzo. Basta ci fu uno, Peppino Lupo, che so faceva vari viere o petture, e gli era pure un centurione della confratia di San Giovanni, e ci fa a chi sono afferente. Tale Sarino, se hanno che una processione non venne a santo ci manca non mestiere, che ci manca deposizione, con meno che facciamo, ne spartimo le spese, facciamo a deposizione e va tenete guarda a San Vincenzo se pure guarda avete il vostro mestiere. Chi c'entra, ci rispondeva Sarino offerente, perché andiamo a fare un auto se dato che non auto il nostro mestiere l'avevamo? Non c'era verso ripotire spirugliare da matassa. Padre Savoca, l'arciprete Ramotta, che sapeva il discorso, si ci metteva pomenzo pure io e ci fa: con mene che facite in auto Cataletto, o stesso di chi so capite. Chi so vecchio, che ora è pure camoluto, o lasciate a perifermo nella chiesa San Giovanni, e che di nuovo che facite siete a San Vincenzo e nascere San Vincenzo. Io vi posso aiutare, che hanno detto morti la chiesa Santo Rocco, a Motta, e hanno un crocifisso vecchio, tutto camoluto. Ci scippato Signore morto,
che tutto piezzi, rendasse un crocifisso vecchio e vi facete un altro cataletto. Mai, con puro chisso, chi della confraternita di San Vincenzo non erano raccordi. Come dire, chi di San Giovanni ci rettero l'incarico a Forione, che era mastro falegname fino, quanto faceva una come a chi del cataletto vecchio, e a Peppino Lupo ci rettero l'incarico di riscuotere i piezzi del Cristo morto Ramotta per fare un cataletto, come a chi preciso che c'era a San Giovanni. Peppino Lupo e Forione stesso, con la macchina da buon'armare Vicenzino Farfantello. Ve la ricordate Vicenzino Farfantello? Chi dussuroso che faceva viaggi con la macchina? Cioè, chi stia partendo per Motta. Scipparono do Cristo morto, che era tutto piezzi, da croce tutta camoluta. Infilarono il cofano la macchina e se ne tornarono per Messetta. Se ne tornarono per Messetta e Reavolo a falla quando arrivarono qua. Ovvio Ramotta c'era a battogliare Carrabonera. Alt, documenta. Che portate? A uno morto ci rispondeva Vicenzino Farfantello per buffoneare. E aprite il cofano, ci dissero di Carrabonera. Vicenzino Farfantello scenneo e aprì il cofano la macchina. Come chi di Vittoro, di Amme e di Verazza risagliarono. Per una mano risagliarono, per una mano si metteva a ridere pure ide. E finio. Chi stia arrivare a Messetta? Peppino Lupo un omao di Amme, di Verazza, di teste che avevano portato Ramotta. Un omao buone per buone. Addo Cristo che fece la levedao, scartava tutto, la depensiva a rire. Adesso mentre Forione spedia la vara e lo mettero da Inza. Chisto nuovo, però, se hanno che non era consarato, non poteva stare nella chiesa. Non poteva stare nella chiesa e manco poteva essere nella processione rovenne santo. Ci voleva un vescovo che aveva consarare a Cristo nuovo e aveva sconsarare a Cristo vecchio. Basta, partirono tutte. Partirono e gli ero a patte per parlare con il vescovo. E amo che chi di San Vincenzo erano sempre rancorose. Sape, ci disse Peppino Lupo vescovo, noi ne facciamo un auto, ne rinescivo curioso, però questo che facciamo non è consarato, per cui o auto faciste o auto voi tenete, ci disse Sarino a frente a Peppino Lupo, davanti al vescovo, no auto volemo nostro, che è pure consarato, ma questo che facciamo ora consiste che è nuovo, ci facevano chi di San Giovanni. E nuovo me l'aliazzo, noi volevamo chi di nostro, questo nuovo facite a Bruoro. Ma è Cristo che è diventato un pollo, che se lo devono fare a Bruoro, ci rispondeva il vescovo. Non babbiate. Bizz, che stavolta il vescovo dice che si incazzava è brutto. All'ultimo però, il proprio vescovo o si mettere pace. O si mettere pace e incaricava a Pace Sciacca di consarare sto cataletto nuovo e di consegnare il cillo a chi di San Vincenzo. E decidio pure che chi di San Vincenzo arrestava, a chi di vecchio arrestava San Giovanni, a pere fermo, senza essere chiuso. Per cui, un cataletto che c'è a San Vincenzo e che nesce può venire santo, e chi che fecero Peppino Lupo e Forione, coi piezzi di chi di Padre Savo, che era chi morto che era a Motta. Chi vecchio invece o metteva a pere fermo a San Giovanni e non ne scio chiue. O pigliare centerrabilio, disse Carmelo che aveva ascoltato tutto il discorso. Chi nuovo, chi vecchio, chi sano, chi camoluto. E c'era bisogno di fare tutti sopra. Bastava che si mettevano raccordi e facevano un anno l'uno come fanno chi di Piazzolla e chi di Ave. Come dice Vincenzo, come si dice,
tante teste, tante mazze.